Vincenzo Sacchet, sostenibilità sì, ma l'associazione si sta muovendo anche sul fronte della inclusività per rendere questa esperienza accessibile a tutti. Il tavolo di questa sera organizzato dalla Prosecco Cycling penso sia stata un momento di importanza a livello internazionale visti gli ospiti presenti, e noi come associazione UNESCO abbiamo voluto portare la nostra voce, le nostre esperienze e quelli che sono i programmi futuri di questa associazione che sta lavorando sul nostro territorio per renderlo ancora più fruibile, più accessibile attraverso la collaborazione con le amministrazioni comunali. Abbiamo parlato questa sera di piste ciclabili, abbiamo parlato di cammini, di sentieri, di ciclabili che verranno, e ho voluto toccare anche il tema della inclusività, perché ci saranno così delle novità, e proprio per dare spazio a tutti quanti, cittadini e turisti, di poter godere delle bellezze del nostro paesaggio.